Un'idea vecchia, peraltro maturata 2 anni fa quando ricevette quella condanna, e io immaginai allora che se avrà la pena accorciata qui al canile di Piazzola sul Brenta potrà venire a scontare, come posso dire, il resto della pena a termini di legge. Ecco. Così Giovanni Tonellotto, il responsabile del canile San Francesco di Presina di Piazzola sul Brenta, all'indomani della notizia della grazia che il presidente della Repubblica Mattarella ha concesso a Massimo Zen, la guardia giurata di Cittadella condannata a 9 anni e 6 mesi di reclusione per aver ucciso con un colpo di pistola un giostraio 36enne che stava scappando in auto con 2 complici dopo aver messo a segno alcuni colpi a sportelli bancomat. Tonellotto si dichiara totalmente disponibile ad accogliere Zen nella sua struttura se il tribunale lo concederà, perché si sente molto legato alla guardia giurata e alla moglie, e ci ha anticipato che proprio Francaberto sarà presente alla grande festa in canile che si terrà domenica 5 ottobre. Prenderà la parola e sarà una maniera di stare felici insieme in tanti. Ci sarà anche lei che prenderà la parola e sarà una maniera proprio di godere insieme di un momento di felicità. Berto dunque condividerà con tante persone la gioia di una notizia in cui ormai non sperava più, e Tonellotto ci spiega che il suo rifugio per animali è una delle poche strutture legittimate a raccogliere determinate figure. Agiamo in convenzione con il Tribunale di Padova, il quale a sua volta è collegato al Ministero della Giustizia, e in virtù di questa convenzione possiamo accogliere, secondo le regole che ci sono state dettate, queste persone. Quando gli chiediamo come gli è venuta l'idea di invitare Zen, una volta uscito di prigione, a lavorare nel canile, Tonellotto non ha dubbi. Sono partito dall'idea che a lui piacciono molto i cani, secondo che è molto esperto con i cani, che io ho bisogno di persone a cui piacciono i cani e che sono esperti degli stessi. Cosa vuole che ci manchi? Ho detto, se deve venire a fare poi da scontare una parte finale della pena, che venga qui, che almeno sarà, perché in questo momento abbiamo persone che stanno scontando la pena alternativa al carcere e sono perfette. Persone che ci aggiustano un sacco di cose che non vanno, fanno loro il lavoro, non vogliono una lira. A volte mi pare di toccare il cielo con un dito.